dia che re di sole su mare, mi dia che re di sole su mare, cantende paris con una sirena, cantende paris con una sirena, mi dia che re di sole su mare, mi deve andare si di posso amare, chi dopo mi dà la pace serena, tiri din 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 tiri da, tiri din 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 tiri della da, tiri din 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 da. Ma disposa in sarulesas più bella, in sarulesas più bella, lo schircana possidente, in sarulesas più bella, lo schircana possidente, non de quieren caramelar, matan quitas de patente. Canto ser bella piscinetta mia, canto ser bella piscinetta mia, ando passisa si muove su ventù, ando passisa si muove su ventù, canto ser bella piscinetta mia, in sasso al muro del museo mia, resta sul bosco al boghe della vento. Martir de garra sagare, in bosa non va pudore, in bosa non va pudore, martir de garra sagare, beni nati spunzolare, nacchi che ne so l'amore. Eccoci qui in questo nuraghe in comune di Aido Maggiore. Provo a entrare dentro, è fantastico, veramente non pensavo oggi in questa mia escursione di trovare un'opera archeologica così importante. E qui c'è un'altra nicchia, purtroppo non c'è troppa luce per vedere bene il contorno. Adesso mi appresto a salire in questa scala che porta alla sommità del nuraghe. È fantastico, veramente un posto incredibile. Mi chiedo come facessero i nostri antichi nuragici a vivere in un posto così, ma certamente stavano bene. Da quassù poi si domina praticamente tutta la zona
compresa fra Domus Novas, quella città in fondo che penso che sia Sedilo, e ancora sicuramente da qui si vedrà bene il paese di, eccolo, di Aido Maggiore, che mi ritrova in piedi, e in fondo il lago. Maria Angeletta mia, Maria Angeletta mia, Maria Angeletta mia, la caldo del sole. Venni tutta su campo violidu, venni tutta su campo violidu, e prodileare, e prodileare, e prodileare, pana violera, torra dinne, buscusi di sera, e torra di buscusi di sera, e dilliri dilliri, e dilliri dilliri, e dilliri dilliri, e dilliri dim. Ottuna gazza in mumana trova, in mesude che ho te companzia, in mesude che ho te companzia. Lua schibina ia luttuosa, vini a Nenna e Laura Maria, vini a Nenna e Laura Maria. Perdona scumpena sagunizzosa, perdona cumpena sagunizzosa, mennara ambrosa amore de usia, e resta anchina neva a sospirare, vive su ballo de non vi ballare. E non mi sarà fatto su carteo, detto su bicchina da bai, tende sa sorre mulan versini currenne, con due sorre de vera murdeu, con due sorre de vera murdeu. Vida mia, meravigliosa mia sposa, fresca che pozza de rosa, canta bellezza, bada, entre a die, e serra sosa, y arpistas tue, mori un pari a mie, a pasu goro fritu, fritu chi copare nie, tenessa mano mia, cadeo soy tenessa anima, cantar bella e tu eres perfetta para mí. Suspira mi arbolada, before de dormir creu, before de dormir creu. Sin feliz estado meu, a su timolinade, a su timolinade. Digiri 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 Accomarana aperto su giardino, accomarana aperto su giardino, su che tenia serra da mura. Izza queria cadere da stalla, ma invece l'andato non un dino, ma invece l'andato non un di. Accomarana aperto, accomarana aperto su giardino, su che tenia serra da mura. Dilli digidi dilli digidi dilli digidi dilli digidi dilli digidi dilli digidi 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 dilli digidi dam.
febbraio 2022. Eccoci in una chiesa della zona campidanese di Seneghe. Si tratta della chiesa del Rosario, una chiesa molto bella e molto ricca, di architettura raffinata e con questa cupola all'altezza dell'altare che è veramente maestosa. Eccola qui. E non so che dire, sono stanco dalla giornata dura di viaggi e di altre preoccupazioni, per cui mi limito soltanto a prendere visione di questa meraviglia veramente bella. Seneghese. Fantastico, con tutto il non mi ricordo come si chiama, insomma, quella serie di sedie che sono nella parte posteriore dell'altare, di una grandiosità impressionante. Davvero una chiesa molto ricca, con dei lampadari fantastici come questo. Davvero uno spettacolo. Vediamo cosa dice il Vangelo di oggi. Colletta, custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, o Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione per il nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera. No, veramente una chiesa grandiosa. Non sono parole per descriverla, è di una ricchezza e di una raffinatezza veramente come poche le chiese che io ho visitato. Adesso non mi ricordo come si chiama il luogo da cui il sacerdote predicava, estremamente raffinato. Passiamo per le altre cappelle laterali. Questa mi sembra quella, non so se sia San Francesco, non ne ho la certezza perché non poco c'è scritto San Vincenzo Ferrero. Ecco le colonne portanti questa piccola cappella molto bella, confessionale, e poi c'è un confessionale per ogni cappellina. Questa invece è la cappella della Dolorata. E ancora passiamo a un'altra cappella laterale. Questo è la fonte battesimale, almeno credo. E qui invece ci troviamo nella cappellina dedicata alla Nostra Signora del Carmelo, come quella del mio paese di Orune. Allora completiamo la serie di visite alle cappelle laterali, e questa in particolare è dedicata a San Giuseppe. Eccola qui. Però vedo che ci sono anche altre statue che non conosco a chi siano dedicate, ecco. Mentre in questa cappella laterale troviamo ancora questo santo. Andiamo a vedere di chi si tratta, oltre che Gesù Cristo in primo piano, e la cappella di San Raimondo. Andiamo ancora oltre e arriviamo invece alla cappellina
dedicata a Santa Maria di Nives. Eccola, anch'essa accompagnata da altre due statue. E quindi questa statua dovrebbe essere sempre di Sala Raimondo e ancora di questo fanciullo che francamente non so chi sia. Bene, proseguo nella visita con l'ultima cartellina laterale, dove invece troviamo un affresco, anzi una fotografia di Papa Wojtyła con Cristo che regna davanti. Per mesi che forse son fatto un braccio il degodoso io e varavara un istante de negora il degoda Monelli, di dove siete voi? Di Seneghe. Questo è il paese di Seneghe? E questa chiesa come si chiama? Chiesa di? Questo lo so che è di Seneghe, ma c'ha una... è la chiesa di una Madonna? E come si chiama? La Madonna del Rosario? Ah, tu lo sai? E come si chiama? La Madonna del Rosario è la chiesa. Ciao Monelli. le pensa che per per mesi che volevano farlo le camminato para legalmente uno vio risicato non può essere vivente né manco da nes presente un amore fortunato uno vio risicato non può essere vivente manco da nes presente un amore fortunato un amore fortunato un amore fortunato so bello e porvolato non potevi sperare il destino la pensare l'insospettito scontento il dolce scarpettamento e gusto lascia del mare gusto lascia del mare
E infatti mi sa che da qui non si vede. Ma penso di sì. Santo lo sorge. Ed eccoci a visitare queste tombe nuragiche di Suprano. Siamo in un territorio compreso tra Santo Lussurgiu e Macomer. Ora, ecco, la tomba dei giganti con questa grande stele dovrebbe essere questa. Piuttosto mal ridotta, perché ovviamente sono passati millenni e il tempo ha fatto il suo corso. Questo è tutto il recinto attorno alla tomba e purtroppo non ci sono altre indicazioni, quindi vado un po' a naso a valutare, a vedere queste rovine, perché di rovine si tratta, ahimè, e non è molto poco da vedere. Ecco, questa è ancora la tomba di Suprano vista dall'altra parte. Prosegue tutta la muratura di recinzione. Si capisce benissimo che di recinzione si trattava. Ecco qua, definitivamente. Suvizu es prossa mama, s'amore viul mannu de dottu sa vida. Dai che non ha schessa, vita mia, di dare in giambo e sa